Sassi diventano sabbia. Monti sgretolati in polvere di clessidra in riva al mare, alla foce del grande fiume. È un punto di arrivo, ma può essere anche un punto di partenza, per conoscere la storia di uomini e paesaggi che confluiscono qui. Storia che ispira storie, rivoli del fluire del tempo. Sulle due sponde del fiume sorgono due centri balneari, Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove i bambini costruiscono castelli con sabbia che forse proviene dal Paleozoico carnico. Da dove viene l'acqua che alimenta il mare? Quella di oggi ormai è trascorsa. Vorrei conoscere l'acqua di domani e insieme a lei la sua strada, la via del tagliamento. Vorrei tornare a casa, alla sorgente, e scoprire la storia della sabbia, del fiume, la mia, risalire la corrente per compiere un viaggio sacro verso la fonte della forza vitale del fiume. Intorno alla foce tutto sembra compiuto. La quiete dell'ambiente litoraneo è espressione dell'equilibrio tanto cercato dall'acqua nel suo andare. Questo viaggio inizia alla chiesa di Santa Maria del Mare di Bevazzana, la chiesa venuta dal fiume, trasferita a Lignano Pineta negli anni 60 per salvarla dalle piene che ne divoravano gli affreschi. L'euforia della partenza diventa una forza da sfruttare sui pedali come acqua al mulino, sugli argini che costeggiano il grande fiume. Senza orologio, senza meta giornaliera, con il solo obiettivo di vivere gli incontri e il paesaggio, mi sento libera anche di fermarmi e di trasformare il viaggio in stasi. Unico compagno il fiume, come se fosse la scia di una cometa, della quale voglio veder splendere la luce nascente. Questo fiume è davvero padre di tutto ciò che lo circonda, vita che scorre e che accende la vita al suo passaggio. Riprendo a pedalare e unisco il fruscio del mio passaggio al concerto delle 1000 voci della natura. Alla Tisana gli argini sono alti e rinforzati, parlano di piene, di paura e del lavoro dell'uomo per convivere con la forza del fiume. Nella vaga riviera cantata da Ippolito Nievo, il Varmo, si muovono sinuose vegetazioni sommerse. Sembrano lunghi capelli di fata. Forse sono quelli delle agane. Durante il cammino a piedi e in bicicletta, lo spazio e il tempo si dilatano. Un ciuffo d'erba nasconde tesori. L'attimo fuggente si allarga. È il tempo vissuto, non quello misurato, che conta. A Varmo il fiume scorre in rivoli azzurri che solcano un vasto greto di sassi e ghiaie, davanti a quinte di bosco formate da un tano nero e salice bianco. I ciottoli levigati dall'acqua sono pietre preziose da raccogliere e collezionare, da far brillare al sole, per ammirarne i giochi di forma e di colore che offrono una bellissima metafora della nostra variegata umanità. È bello immergersi nell'acqua, lasciar scorrere i pensieri e poi distendersi al sole, in attesa del tramonto e della notte, per ascoltare, insieme al mio, il sogno di rinascita del fiume. Proprio qui le acque del tagliamento, che più a monte sono convogliate attraverso ghiaie e sabbie permeabili in una falda freatica, defluendo verso il mare, incontrano limi e argille impermeabili che le fanno riemergere dal sottosuolo. È il fenomeno delle risorgive. Che spettacolo! Champagne! Lungo il cammino visito le belle chiese affrescate che costeggiano il fiume. L'arte è un ponte fra i popoli dal linguaggio universale. Nel cimitero di Rivis un affresco rappresenta San Cristoforo, portatore di Cristo. Fra le gambe si trova una gana, fata delle acque. Un bellissimo esempio di commistione fra le credenze pagane e la religione cristiana.
L'acqua e l'uomo. Una storia millenaria dettata dalla lotta per la vita, fatta anche di rispetto per il corso maestoso e la forza imponente del grande fiume. Il re dei fiumi alpini deve la sua fama al fatto che è l'unico fiume europeo a conservare ancora un alveo originale, all'interno del quale l'acqua scorre in canali intrecciati. La loro forma e portata varia ad ogni stagione e dopo ogni piena, quando tutto si mescola e si riordina, in cerca di un nuovo temporaneo equilibrio. Sui ponti che collegano le sponde, recenti rispetto alle fatiche che uomini e animali hanno compiuto per secoli, scorre un altro fiume ininterrotto, quello automobilistico, moderno e più sicuro mezzo di trasporto, che priva il corso del fiume della sua antica funzione, di via di comunicazione e commerciale. Percorro la via del Tagliamento, che scendeva dalla via d'Alemagna e portava uomini e cose verso il mare Adriatico. Penso ai pellegrini che camminavano tutto il giorno, mossi dalla fede e da una speranza di rinnovamento, trovando conforto alle sofferenze dello spirito nelle sofferenze del corpo. Il Tagliamento non è solo un fiume del Friuli, è il Friuli. Percorrerlo significa aprire la porta del tempo, ascoltarlo e riconoscersi figli del fiume padre. Devi fermarti un attimo a capire e questo aspetto diventa parte del cammino, esperienza che cambia, linee della storia da estrarre dalla terra, da riprendere in mano e che tra le mani rinascono. E quando le storie rinascono tra le mani e sotto i piedi, cambiano le prospettive, trova senso il cammino, si aprono passaggi che non potevi vedere prima. Ponti. Questo è il segreto della via primitiva in sinistra Tagliamento. Mentre a nord si disegnano le prealpi carniche, acque color turchese scivolano o irrompono verso sud, fedeli al richiamo del mare. A volte, su un isolotto attecchisce un seme, che dà vita ad un albero, finché una piena non lo strapperà via, eroe nella tempesta. La forza e la fragilità della natura convivono. La chiesetta di San Giacomo a Villanova di San Daniele è uno scrigno di fede eretto in prossimità di un guado e di un antico porto fluviale. Il viaggio di risalita continua lungo strade sterrate che costeggiano gli affluenti e le rogge, golene alberate e magredi. La natura adatta le sue esigenze alle risorse dell'acqua, mentre l'uomo sfrutta la corrente, troppo spesso senza rimorsi per le conseguenze sull'ambiente. Le scarpate di Aonedis sono un museo di scienze della terra a cielo aperto. Sono composte da depositi trasportati non solo dal Tagliamento, ma anche dall'Arzino, che scorreva un tempo qui al posto del grande fiume, prima dell'ultima glaciazione. La loro storia è vertiginosa e abbraccia 100.000 anni. Nei dintorni raggiungo in bicicletta un belvedere a picco sul fiume, l'Eden. Un prato verde, alberi da frutto e 2 panchine per ammirare il paesaggio. I pensieri scivolano leggeri sul quaderno come l'acqua scorre allegra nell'alveo del fiume. E leggo dimora per una notte in questo paradiso. Al mattino la luce sembra inondare ogni cosa per la prima volta. Rinasco anch'io e assaporo con occhi nuovi ogni istante. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi, scriveva Marcel Proust. L'alta pianura friulana è attraversata dai rami azzurri del fiume che scorre solenne.
Al tempo in cui il ponte di Pinzano non esisteva, un traghetto collegava le due sponde, a rischio e pericolo di persone e cose trasportate. Qui si respira anche la tragedia della guerra. Un ossario germanico incompiuto, simile a un monumento assiro-babilonese o egizio, avrebbe accolto le spoglie dei fanti tedeschi di fronte al sole e al fiume, verso il mare e la promessa di una nuova vita. Il ponte di Pinzano non è stato risparmiato dalla furia della guerra. Venne fatto saltare dagli italiani, la seconda Caporetto. Certo, molta acqua è passata sotto i ponti. Al di sopra dell'Alveo, un'autostrada bianca solcata da una misteriosa volontà di andare o di esitare, oggi rinascono vie di pace e di apertura, di incontro e di dialogo. Tutto questo e anche di più si respira in questi luoghi di combattimento, si muore e si spera, affinché la grazia del bene accompagni la volontà dei potenti. Il castello di Ragogna è un gioiello di architettura medievale che sovrasta il tagliamento, posizione ideale per controllare il corso del fiume a nord e a sud, fra incantevoli giochi di forme e di colori. La quiete del lago di Ragogna è un invito alla sosta, al silenzio e alla meditazione. Ogni più piccola manifestazione di vita collabora all'equilibrio del mondo. Sospesa tra il mosaico dei campi coltivati e le montagne, emerge San Daniele, sede dell'importante biblioteca guarneriana, fondata nel 1466. È una delle prime biblioteche pubbliche europee e conserva rari e preziosi manoscritti medievali. Con inchiostro azzurro e argento, il fiume scrive la sua storia fra i ciottoli e accoglie, forse con un fremito, le promesse degli innamorati. Continuo a salire, in cerca dell'origine del fiume, e incontro altri rivoli, altri ponti, nuovi orizzonti e nuovi intrecci o specchi d'acqua. Come il lago di Cornino, una gemma color smeraldo. Sulle pareti rocciose che lo sovrastano, nidificano i grifoni. Vorrei essere un grifone anch'io. All'acqua caduta sembra di risalire le ere geologiche e di addentrarsi in una foresta primordiale. Verdi intensi, acque vibranti, muschi e 1000 varietà di felci. La cascata che scivola su un drappo di tessuto pietrificato, un deposito di travertino, è un'ode alla vita. Verde stupore. Arrivo all'ospitale di San Tommaso, luogo di accoglienza gratuito e aperto anche a una pellegrina anomala come me, in bicicletta e dalla bussola invertita. Questo è l'ospitale fondato nel 1199 dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, per ospitare i pellegrini che scendevano dal nord d'Europa per raggiungere il mare e quindi a nave Gerusalemme, che era la meta del cristianesimo più importante. Era posto sulla via d'Alemagna, come tutti gli altri ospitali, a 25-30 chilometri uno dall'altro, per poter permettere a ogni pellegrino di arrivare alla fine della giornata in un posto sicuro ed essere accolto. È durato per tutti questi secoli quasi indenne. In questo sito passa il Cammino del Tagliamento, che è la parte friulana della via d'Alemagna. Ed ora, in questi ultimi anni, è stato ristrutturato e può di nuovo accogliere i nuovi pellegrini che passano di qua per andare a Roma, per andare a Santiago o per raggiungere ancora il nostro mare. Fra l'ospitale di San Tommaso e il Colle di Osoppo si trova il labirinto dei Bars, luogo ameno circondato dall'acqua di risorgiva dalle 1000 sorprese.
La realtà vibra nel suo riflesso e chi vi si addentra non sa più se vive la sua vita o la sua ombra. Pedalo, pedalo, mi perdo e cerco per ore il percorso, apparentemente semplice, che conduce a una spiaggetta incantevole e di certo incantata in riva al fiume. Sono sicura che è opera delle agane, che vorrebbero nascondere questo luogo agli occhi dei mortali. Per oggi mi hanno lasciato entrare e allora mi preparo a vivere il tramonto e la notte davanti al fuoco. Cosa c'è di meglio che riscoprire l'essenziale in riva al fiume? La voce dell'acqua si unisce a quella del fuoco. È un mantra che si perde nella notte e non oserei pronunciare nemmeno una parola. La storia dell'uomo è inscindibile da quella del fiume. Così, per conoscere l'una, bisogna addentrarsi nell'altra. La bella Gemona si erge su un conoide alluvionale. La fede è una sfida, ne è una prova la chiesa di San Michele di Braulins. Eppure, di fronte alla bellezza che sgomenta, l'uomo misura il suo passo nel corso della storia. Un battito di ciglia del tempo che ha eretto le montagne, spianato la strada del fiume verso il mare, acceso il sole e sciolto i ghiacciai. Il lago Minisini, vicino a Ospedaletto, è proprio un relitto glaciale. La vegetazione lacustre danza nel vento e si specchia in quelle acque limpide, scrigno di freschezza incastonato nel verde. Mentre salgo verso i monti, li guardo avvicinarsi. Non come Orfeo, che per strappare la sua amata agli inferi doveva rinunciare a vederla, ma come un fiducioso innamorato che cammina con gli occhi già rivolti a lei. La montagna mi attira con la sua forza, la sua storia, le sue luci e le sue ombre. La guardo farsi sempre più vicina e ammiro i tasselli che compongono il letto del fiume, relitti di giganti prestigiosi, smussati e accarezzati dalla corrente, o ancora grezzi e combattivi. Venzone è uno dei borghi più belli d'Italia. Ha vissuto la grande prova della distruzione a causa del terremoto nel 1976. Fieri e desiderosi di non rinunciare alla loro storia, i friulani hanno numerato ogni pietra e ricostruito il Duomo, il battistero, il palazzo comunale e le mura esattamente come prima, per cancellare il ricordo della morte e per mantenere viva la memoria. Gioco a lasciarmi portare dal vento e continuo a pedalare verso nord. Costeggio il San Simeone, ammiro il Plauris, la Mariana e imbocco la strada ciclabile che collega Pioverno e Cavazzo. La Mariana sembra un gigante buono che veglia sul paese di Amaro e sulla Carnia. Eppure, vista da vicino, questa montagna appare come un bastione inespugnabile. Le Alpi Carniche hanno cime che sfiorano i 2000 metri e creste che scendono rapidamente verso il tagliamento, inondano di colori le sue acque al tramonto. Sono sentinelle minerali di fronte ad architetture religiose svettanti, come la pieve di Santo Stefano di Chesclans, che sorge oltre il lago dei Tre Comuni. All'altezza di Tolmezzo, il tagliamento riceve le acque del torrente But. Il nastro d'argento serpeggia nell'alveo e brilla alla luce del tramonto. I centri abitati della Carnia sorgono a ridosso dei monti, come in villino, con la pieve di Santa Maria Maddalena eretta accanto al cimitero, sul Col Santino. Che fatica arrivare fin quassù!
Poco più a ovest dell'abitato si trova un ponte che sorge nel punto più stretto e pericoloso per i zatterieri, che scendevano sul fiume insieme ai tronchi. Per questo vollero costruire lì una cappella votiva dedicata alla Madonna del Ponte. Pochi sanno che sul vicinissimo Col di Chiuti o Col di Zucca si possono ammirare degli scavi archeologici sorprendenti. A 2 passi da Invillino, proprio sopra il greto del fiume, i mosaici della Basilica Paleocristiana raccontano storie antiche. Fra i simboli riprodotti fra il V e il VI secolo ci sono nodi di Salomone, croci, quadrifogli e un intreccio di linee che potrebbe raffigurare il cammino. La Mariana da qui è una piramide austera. Il grande fiume non fa paura come in pianura. Poco più di un torrente, scorre con una musica allegra. Il paese di Socchieve è la patria di Gianfrancesco da Tolmezzo, figura centrale del Rinascimento friulano. A lui si deve il ciclo di affreschi realizzato nel 1493 all'interno della chiesa di San Martino, insieme alla pala d'altare dedicata al santo omonimo, che il pittore non riuscì a portare a termine, colpito dalla peste nel 1511. La pieve di Castoia sorge accanto ad un monumentale cimitero antico. Conserva una piccola ma preziosa tela con Santa Maria Annunziata, opera del pittore settecentesco Nicola Grassi. Quanta ricchezza e quanta bellezza racchiude la Carnia. Di certo questa regione di confine e di passaggio ha svolto un ruolo economico, geografico e politico importante nei secoli. Medito su tutto questo mentre visito il castello medievale di Saquidic e mi sento a casa. Non avrei mai pensato di poter dormire nel mastio di un castello del XII secolo. Al mattino mi aspetta la tappa più bella, da Forni di Sopra alla Sorgente. Ho lasciato la bicicletta e continuo ad alleggerirmi per salire e vivere pienamente l'incontro con la forza vitale del fiume. Le cime delle Dolomiti friulane vegliano su di me. Imbocco il sentiero dei bambini che costeggia un rivoletto, il tagliamento fanciullo. Poco più su, mentre gioca a scivolare dove la sua giovane forza lo porta, lo sento ridere e canticchiare proprio come un bimbo. Accanto al cartello sorgente del fiume Tagliamento non c'è che un po' d'acqua fangosa. Allungo la mano nel muschio e l'acqua c'è. Bevo quest'acqua, divento lei per ricominciare a scorrere, perché l'inizio è quando tutto può ancora succedere.